Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia da lunedì sarà ufficialmente in zona gialla. L'ok è arrivato dal Ministero della Salute che ha ratificato i nuovi colori delle regioni d'Italia, sì a bar e ristoranti, ma solo con posti all'aperto. Resta per il momento il coprifuoco alle 22. La firma del ministro della Salute Speranza ha reso ufficiale la sensazione che via via nel corso della settimana si era fatta certezza. Il Friuli Venezia Giulia da settimana prossima sarà in zona gialla. Insieme alla nostra regione saranno gialle anche Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania e Molise. Da lunedì 15 si potrà tornare a spostare liberamente entro i confini regionali senza più la necessità di autocertificazione e lo stesso varrà per varcare i confini con altre regioni dello stesso colore. Per quelle arancioni o rosse sarà necessaria invece la cosiddetta certificazione verde. Ok anche a bar e ristoranti, anche se solo per quelli che possono vantare posti all'aperto. Tornerà in sala al pubblico di cinema, teatri, sale da concerto e live club, anche se con posti a sedere preassegnati e il distanziamento sempre garantito, con una capienza massima consentita del 50%. Sarà consentito all'aperto qualsiasi attività sportiva, mentre dal 15 maggio potranno riaprire le piscine e dal 1 giugno le palestre. Con la zona gialla si tornerà in classe alle superiori pur con differenze tra regione e regione. Il 100% della presenza ha scatenato le reazioni dei governatori e dei presidenti e così si è deciso di spostare il limite al 70% che potrebbe essere aumentato in casi e situazioni particolari. Niente da fare per lo spostamento del coprifuoco. Il governo ha deciso che per il momento resterà alle 22. Il trend di miglioramento della nostra regione che fa segnare l'indice RT più basso d'Italia è certificato anche dal bollettino della pandemia emesso quotidianamente dalla Protezione Civile. Scendono ancora i ricoveri nelle terapie intensive, ieri con 40 posti letto occupati, mentre restano 319 pazienti accolti negli altri reparti. Su 5.198 tamponi molecolari sono stati rilevati 109 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,10% e su 599 test rapidi, 15 i casi con un tasso del 2,50%, 10 le vittime nelle ultime 24 ore. È aperto il centro vaccini di Tarcento, 1000 over 80 riceveranno oggi la prima dose, domani ci sarà il richiamo del personale sanitario che non aveva aderito alla prima campagna di vaccini, solamente in 600 su 2000 hanno aderito, per i 1400 c'è ora il rischio sospensione. Caporale, è aperto il centro vaccini qui a Tarcento, vaccinazioni sempre più diffuse sul territorio, un altro passo in avanti. Sì, il nostro obiettivo è quello di cercare di dare l'offerta vaccinale un po' su tutto quanto il territorio della nostra azienda, è un'azienda grande, cercheremo di raggiungere anche appunto i punti più distanti, abbiamo fatto Tarvisio, oggi siamo presenti anche alla Tisana e per la prima volta anche a Tarcento. Era un punto in cui la popolazione vaccinata ultraottantenne aveva leggermente un livello di una percentuale leggermente più bassa rispetto agli altri territori, quindi abbiamo deciso di aprire questo punto vaccinale anche qui. Domani invece è il turno dei sanitari che devono completare il ciclo, ma soprattutto un richiamo per chi finora non aveva aderito. C'è stata un'adesione tra questa popolazione? Dopo il DPCM abbiamo dato la possibilità ai sanitari di avere degli slot vaccinali, quindi domani al Fiera di Udine e non solo, devo dire anche sulla Tisana abbiamo dato la possibilità ai sanitari di vaccinarsi. La nostra richiesta è rispetto ai sanitari: vaccinatevi, è importantissimo per voi, ma è importantissimo anche per i cittadini che poi usufruiscono dei servizi sanitari, quindi per noi è fondamentale che la maggioranza, sarebbe bello tutti quanti i sanitari si vaccinassero. Quanti hanno aderito? Hanno aderito su 2000 posti che avevamo dedicato a loro, sono circa 2000 persone che non sono vaccinate in ASUVC, i sanitari non vaccinati in ASUVC, 600 persone. Questi 1400 che rimane, cosa succederà? Rispetteremo quanto previsto naturalmente dalla normativa, quindi
comunicheremo direttamente agli interessati la richiesta di vaccinarsi, quindi singolarmente, e dopodiché seguiranno il procedimento amministrativo rispetto al fatto che le persone non vaccinate non possono naturalmente entrare in servizio, quindi cercheremo le soluzioni amministrative assieme a loro. Rischio sospensione. Rischio di sospensione. Lunedì si torna in zona gialla con alcune riaperture, ma non per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che ripartirà con la programmazione a fine maggio, con la speranza di una proroga dell'orario del coprifuoco che al momento mette in difficoltà l'organizzazione degli spettacoli serali. Ho visto che politicamente a livello nazionale stanno dicendo che si faranno dei monitoraggi periodici, che mentre noi ci stiamo riorganizzando per poter ripresentare gli spettacoli sul palco del Giovanni da Udine, nel frattempo, in breve tempo, perché è chiaro che noi quando invitiamo gli spettatori a ritornare a teatro dobbiamo dirgli anche l'ora in cui si inizia. Ecco, io spero che in breve tempo ci possa essere quantomeno una proroga dell'inizio del coprifuoco, che per noi sarebbe fondamentale. La nostra sensazione è che finora, da un anno a questa parte, non si sia deciso di tener chiusi i teatri. I teatri venivano considerati istintivamente forse una cosa voluttuaria, quindi il problema sarebbe stato rinviato. Finalmente si decide che si possono riaprire i teatri, c'è questo vincolo che comunque resta, che bisogna anche consentirgli di poter fare l'attività serale, che è quella tipica del teatro, perché quella di giorno pomeridiana è un'attività molto marginale. Ci servirà però almeno, credo, tutto il mese di maggio per poter stringere gli accordi con le compagnie che cerchiamo di recuperare con gli spettacoli che sono stati annullati nei mesi scorsi. Siamo alla cronaca, gravissimo incidente stradale mortale a Cavazzo Carnico, all'altezza della galleria, poco prima delle 19 di ieri. È successo sulla regionale 512, a perdere la vita un uomo di 48 anni di Ene Monzo. Viaggiava su un Harley Davidson, ha perso autonomamente il controllo delle due ruote ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il distaccamento di Tolmezzo e i carabinieri della compagnia del capoluogo Carnico. Doppio assalto dei malviventi nel cuore della notte a Pravisdomini e a Sgonico. Il comando pare un gruppo di 4 persone con il volto travisato, agito intorno alle 2:30 la notte dopo aver preso di mira la banca di Sgonico. L'esplosione ha causato notevoli danni, con ogni probabilità la stessa banda poi agito anche a Pravisdomini intorno alle 3:30 e a finire nel mirino. In questo caso è stata la BCC Pordenonese. In corso di quantificazione i danni, la banda è fuggita, sulle sue tracce ci sono i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Il Comune di Gorizia lunedì liquiderà 434.000 euro a Disambiente per pagare gli stipendi agli oltre 100 dipendenti. A dirlo il primo cittadino Rodolfo Ziberna. Il problema di Disambiente, che a causa del sequestro dei conti correnti da parte della magistratura non è in grado di pagare gli stipendi nei prossimi giorni ai oltre 100 suoi dipendenti e mette concretamente a rischio anche il proprio servizio di asporto rifiuti, è uno di quei problemi che non fa dormire la notte un sindaco, o quantomeno non mi fa dormire. Abbiamo concordato con ISA, ieri ci ha mandato una fattura di 434.000 euro, abbiamo sollecitato di fornirci in gran fretta le nuove coordinate bancarie che potranno essere aperte anche presso la tesoreria del comune di Gorizia. Lunedì perciò noi saremo in grado di liquidare a ISA ben 434.000 euro, in modo tale da consentire all'indomani, martedì, con queste risorse di pagare ampiamente gli stipendi agli oltre 100 dipendenti e naturalmente alle società che si attendono risorse da parte di ISA. È impensabile che il territorio della nostra provincia, che il territorio della nostra città sia apoliticamente prevedibile, sacchi davanti a tutte le case, lungo tutte le strade, al netto delle gravi condizioni igienico-sanitarie che ciò deriverebbe. Non entro nel merito della decisione della magistratura perché assolutamente non mi compete, voglio essere fiducioso, ottimista che questo intervento da parte della magistratura possa mutare e si possa perciò giungere al dissequestro dei conti correnti di Disambiente.
La terapia naturale del curare e coltivare le piantine entra nella struttura di riabilitazione dell'Istituto Gervasutta di Udine, è stato presentato ieri. Un orto accessibile anche da parte di chi sta facendo riabilitazione all'Istituto Gervasutta di Udine. Questo è un progetto di orto accessibile, quindi senza barriere architettoniche, che permette appunto di svolgere l'attività che noi intendiamo essere un'attività riabilitativa appunto a persone che hanno problemi di mobilità. Noi lo inseriamo come un'attività riabilitativa perché appunto lavoriamo sulla mobilità, ma lavoriamo anche sulla componente cognitiva, quindi, e sulla componente diciamo di relazione e di emozione. Quindi coglie tutti gli aspetti che per noi sono importanti per la riabilitazione dei nostri pazienti. Noi cerchiamo di aggiungere continuamente nuove opportunità e nuove possibilità di riabilitazione, perché non dobbiamo intenderlo solo come un approccio medico, ma l'attività, noi abbiamo al Gervasutta la piscina, adesso viene bel tempo quindi stiamo più all'aperto e quindi l'orto che è arrivato un po' in ritardo rispetto ai nostri programmi, ma purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto rallentare il programma di almeno un anno. Rappresenterà il nostro paese al Los Angeles Italia Film Festival il cortometraggio Il confine è un bosco, una produzione girata tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia. Già la selezione è una vittoria. A rappresentare il nostro paese al Los Angeles Italia Film Festival sarà Il confine è un bosco, cortometraggio del regista friulano Roberto Milocco, prodotto da Quasar. Girato tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, il film racconta la storia di Ivan, un operaio alla soglia della pensione, magistralmente interpretato da Branko Zaversan, protagonista tra gli altri di No Man's Land e Tir. L'idea è nata qualche anno fa con l'intenzione di raccontare quelli che sono un po' i confini sia fisici che ci separano una regione come la nostra, appunto, ad esempio dalla Slovenia, e raccontare anche quelli che sono i confini invece interiori in qualche modo che ogni persona ha dentro di sé, che magari le difficoltà della vita o i fatti della vita la portano a dover in qualche modo, ecco, riuscire a superarli questi confini. Chiudiamo con lo sport, l'Udinese a poche ore dal lunch match con il Benevento, brutte notizie per mister Gotti, è davvero grave l'infortunio rimediato in allenamento da Nesturowski, gli esami strumentali effettuati in mattinata parlano di distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti, l'attaccante sarà lunedì a Roma per un consulto con il professor Mariani, si teme per lui il ricorso all'intervento chirurgico, Nesturowski era in ballottaggio per un posto da titolare nella gara di domani a Benevento. Purtroppo Gotti dovrà farne a meno per il finale di stagione, come ha già detto ieri, a rischio anche la sua partecipazione all'Europeo con la Macedonia che parteciperà per la prima volta alla manifestazione. Questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale che ritornerà in diretta questa sera alle 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.